A Favara si è svolta la marcia cittadina per Jessica Lattuca, la donna di 27 anni, madre di 4 figli, di cui non vi è più traccia dallo scorso 12 agosto. Questa è una marcia silenziosa che faremo insieme, è una marcia di silenzio, di solidarietà verso la famiglia che vive tale dolore, immenso dolore, e vogliamo dimostrare la nostra vicinanza. È un silenzio che vuole rompere un silenzio omertoso. Questo silenzio è un silenzio fecondo, perché la presenza nostra silenziosa è potenza, perché noi vogliamo dire che chi sa, chi ha visto, parli, perché c'è una ragazza scomparsa, perché ci sono 4 bambini che hanno bisogno della loro madre. È un silenzio che nel silenzio vuole gridare al silenzio omertoso. Allora da questo momento iniziamo questa marcia fatta da tutti noi. Siamo qui perché crediamo in questo e vogliamo viverla veramente in silenzio. Vi chiedo che mentre camminiamo pensiamo a questa famiglia, pensiamo alla verità che deve uscire fuori per fare giustizia. Stasera siamo scesi in piazza, comunità, amministrazione, clero, per cercare di sensibilizzare tutta la comunità, perché per noi è impossibile, non ci daremo pace che una ragazza possa scomparire così e nessuno sappia nulla. Quindi il nostro vuole essere un appello a chi ha qualche notizia, anche quella che può sembrare la meno importante, di recarsi presso l'autorità o presso i parroci. Questa è un'idea che viene così, proprio qualora abbiano paura e vogliono mantenere l'anonimato, per cercare di capire che fine abbia fatto questa ragazza, perché si tratta di una giovane donna e soprattutto di una giovane mamma di 4 figli, e quindi non possiamo permetterci di dimenticare che manca da casa da più di 30 giorni. Quindi il nostro appello va a tutta la comunità e come mamma è giusto che ci si occupi proprio per cercare di riportare a casa questa ragazza qualora si fosse allontanata non volontariamente. Quindi il nostro appello va a tutta la comunità o chiunque altra, qualsiasi altra persona abbia notizie, proprio per cercare di poter permettere di sapere cosa sia successo lo scorso mese. E intanto la Chiesa, insieme alla consulta pastorale, ecclesiale e cittadina, ha organizzato e pensato questa fiaccolata proprio per mostrare che la città non sta in silenzio. C'è da dire che come comunità e come parroco dove abita Jessica abbiamo pregato, siamo stati vicini alla famiglia e lo siamo ancora, e con questa testimonianza di questo insieme camminare vogliamo dire che questa marcia silenziosa vuole essere voce di quel silenzio omertoso che non deve esistere. Noi vogliamo rompere quel silenzio del tacere, perché è impossibile che una ragazza possa scomparire e nessuno sappia niente. Allora questa presenza vuole indicare, spronare a chi sa parlare, perché questi 4 bambini hanno diritto ad avere la loro madre. No, perché non era cosa sua di Jessica che faceva una cosa del genere, che se ne andava da un giorno all'altro. Perché no? Perché i bambini le ama, anche una telefonata la faceva. Cioè tu non te lo spieghi che fosse lasciato 4 figli? No, né nulla che lei spariva così. Assolutamente. Non ci credi che si sia andata a votare? No, perché non era cosa sua, capito? Cioè Jessica non era una ragazza che dici così me ne vado e basta e non torno più, perché Jessica si faceva viva, Jessica chiamava la mamma, perché è legata alla mamma, troppa mamma, e ai bambini è legata. Non è possibile che se ne va così e nel nulla non si sa più niente da un giorno all'altro, e oggi ha fatto un mese oggi. C'è la fiaccolata, però io dico solo una cosa, faccio un appello: se Jessica mi sente, chiama per i bambini, per la famiglia, così ci cuitiamo un po' la testa magari, o se ce l'ha qualcuno veramente la lascia, la fa chiamare. Questo è tutto quello che ho detto.